Consigliere, lei accanto al presidente Clodovaldo Ruffato si occuperà dei festeggiamenti per i 150 anni dall'Unità d'Italia. Che significato ha questo traguardo per lei? Sì, più che un traguardo è un'indicazione che ieri il gruppo del PDL, congiuntamente con la segreteria regionale, ha ritenuto di assegnarmi in quanto affiancamento al Presidente del Consiglio, che è comunque la figura che è la legge regionale che porta anch'essa, forse anche questo è il motivo per il quale il partito mi ha indicato e il gruppo mi ha indicato come primo firmatario il Presidente del Consiglio come figura che con l'ufficio di presidenza dovrebbe organizzare tutti gli eventi e le celebrazioni del 17 marzo. Consigliere, come si muoverà adesso? Quali saranno le sue iniziative? No, sarà un'iniziativa prevalentemente di suggerimento al Presidente del Consiglio, che oltre alle iniziative quelle diciamo più importanti, quelle anche mediaticamente che oltrepassano i confini della regione, che sono Padova, Verona e Venezia, una serie di diciamo anche promo che per esempio nei termini radiofonici dovrebbero e potrebbero essere di pungolo e soprattutto anche di evidenziazione della importanza del festeggiamento e della celebrazione del 17 marzo anche in Veneto, come abbiamo detto in altre occasioni, Veneto che ha dato molto anche in termini di sangue e di morti per quanto riguarda la tenuta della Unità d'Italia. Quindi sensibilizzare i veneti il più possibile su questo tema. Sensibilizzarli con tutti gli strumenti a disposizione, che ripeto che oltre a quelli di grande evidenza, ma anche con misure e diciamo suggerimenti che possono essere anche quelli più diciamo che va dalla parte online internet, ripeto, a quella radiofonica e televisiva, perché è un importante evento anche diciamo evidenziato la settimana scorsa, venerdì scorso, dal Consiglio dei Ministri, che lo ha con decreto diciamo sancito il 17 marzo come festa nazionale senza sì e senza ma.